Un interessante convegno organizzato dal professor Paolo Cilona del CEPASA sul tema della frana che vide la nostra città protagonista nel lontano 19 luglio del 1966, allorquando circa un terzo della città andò distrutto. La speculazione edilizia avviata nel dopoguerra ha mostrato tutti i suoi limiti e la natura è sembrata riprendersi ciò che le era stato tolto con il cemento. Il tema dell'incontro è proprio questo, 19 luglio, giorno della consapevolezza, che si terrà presso il santuario della chiesa dell'Addolorata di Agrigento. Per Paolo Cilona la frana di allora fu un evento profetico, in quanto grazie a ciò si salvò la Valle dei Templi da una cementificazione già programmata e che avrebbe privato il mondo intero di un paesaggio unico al mondo. La frana ha salvato il più grande patrimonio archeologico che dispone la città di Agrigento. Se non ci fosse stata la frana come una ribellione della natura, oggi troveremmo dei tolli in cemento armato che nel cuore della valle avrebbero oscurato la bellezza dei templi. Perché dico queste cose? Perché prima del 19 c'era in corso nella nostra città due correnti di pensiero sul piano edilizio e urbanistico in cui dal colle di San Gerlando e dal colle della Rupe Atenea scendeva tranquillamente verso la valle e altrettanto la corrente di cemento da Villaggio Peruzzo saliva verso la valle. Queste due correnti di cemento avrebbero invaso tutta la Valle dei Templi e non avremmo qui questo bellissimo patrimonio dell'umanità. Allora che cosa voglio dire? Che gli agrigentini e tutti gli uomini di cultura debbono ringraziare la frana, perché la frana ha salvaguardato il più grande patrimonio che la città di Agrigento dispone. Poi l'altro aspetto, perché già c'erano più di 200 alloggi di edilizia popolare pronti ed approvati come progetto che da San Leonardo scendevano verso San Marco. Poi c'erano alcuni progetti della famiglia Alletto che salivano attraverso alcuni elementi edificatori verso la Valle dei Templi, quindi noi avremmo perduto la Valle dei Templi. E qual è l'elemento? Ora cerchiamo di capire. Monserrato dentro la valle, Fontanelle dentro la valle, Villaggio Mosè in parte dentro la valle. Tutti questi agglomerati che sono nati dopo la frana certamente sarebbero stati realizzati all'interno della Valle dei Templi. Quindi tutti gli agrigentini e tutti gli uomini di cultura debbono ringraziare la valle, la frana che ha salvaguardato praticamente il più grande patrimonio archeologico di cui noi disponiamo. Dall'altro aspetto, la frana sì ha danneggiato sul piano economico e finanziario moltissime famiglie che hanno perduto la casa nella zona di Via Garibaldi ed altre parti della città, Via Dante ed altre parti. Però voglio dire che lo Stato celermente dopo 2 anni ha realizzato gli alloggi popolari a Villa Seta, poi ha realizzato il ponte di collegamento che oggi è Agragazzi I e Agragazzi II, per cui possiamo dire che oggi gli inquilini che abitavano in Via Garibaldi hanno in proprietà un alloggio popolare e così i proprietari degli alloggi che la frana ha distrutto sono stati indennizzati dallo Stato, quindi non c'è stata una natura cattiva verso la città, c'è stata una forza della natura che ha salvato quello che noi oggi possiamo dire la più grande risorsa che la città dei Templi oggi ha.